Bentornati a Buongiorno Verona Live, siamo in diretta sul canale 640 del Digitale Terrestre, anche sulla nostra pagina Facebook, e diamo il benvenuto a Emanuele Emiliani, nostro ospite oggi, sensei del dojo Zanshin Tech Verona. Ho detto bene, Emanuele? Corretto, Giorgia, bravissima, grazie. Benvenuto, insomma è davvero un piacere averti qui. Grazie mille per l'invito. Allora, dunque, Emanuele, vecchia conoscenza, ci siamo visti già qualche tempo fa, ma in streaming, online. Esatto. Quindi è veramente bello averti qui con noi per parlare tra l'altro di un altro progetto, quindi non di Mi Collego, ricordiamoci anche questo, ma di Zanshin Tech. Ora io adesso faccio le veci di tutti gli spettatori che ci stanno guardando e ti vado a chiedere di cosa si tratta, perché io lo so già. Ok, allora Zanshin Tech è la prima arte marziale digitale e ha lo scopo di dare consapevolezza su un mondo digitale. Già il nome stesso svela molto di che cos'è. Lo Zanshin è una parola giapponese delle arti marziali giapponesi, della condizione del maestro di arti marziali, della consapevolezza che qualcosa può accadere e quindi ed è pronto ad affrontarlo. Tech perché è legato al mondo digitale, per cui se l'arte marziale tradizionale si occupa del conflitto fisico, lo Zanshin Tech si occupa del conflitto digitale e cominciano ad essercene parecchi. Sì, effettivamente è molto attuale come discorso. Ecco, ma spiegami un attimo, cosa intendi con mondo digitale? Ok, il mondo digitale, allora diciamo che abbiamo fatto molta confusione negli anni inserendo la parola virtuale in tutto ciò che avveniva sul digitale. Sì. E quindi questo ha creato un sacco di confusione perché il virtuale è qualcosa che non esiste, lo distinguiamo, l'anteposto è il reale, no? Per cui reale, virtuale. E questo è stato il modo con cui abbiamo educato le nuove generazioni e noi la prima cosa che facciamo nel dojo è chiarire cos'è digitale e che cos'è fisico, perché le due cose coesistono, non possono essere scisse. Esempio che faccio magari all'adulto è se qualcuno entra nel tuo conto corrente e ti ruba del denaro, quella cosa non è virtuale, è maledettamente reale, è semplicemente utilizzato sul digitale, per cui spostiamo semplicemente la cosa su un mondo digitale, ma che coesiste ed è sullo stesso livello, anzi direi che un po' più difficile, perché mentre il fisico ha un ciclo giorno-notte, il digitale non dorme mai. Io sono già affascinata adesso in questi primi 3 minuti in cui abbiamo parlato e andrei anche sul sito, adesso se la regia ci fa vedere appunto il sito di Zanshin Tech, diciamo appunto non è solo una cosa veronese, giustamente come ci hai detto, è una cosa a livello globale, un progetto a livello globale, e leggiamo sull'home page Digital Warrior, quindi guerrieri digitali. Ecco, cos'è un guerriero digitale? Allora, le fondamenta dello Zanshin Tech si basano appunto sulle regole delle arti marziali tradizionali, per cui si educa alla non violenza, al rispetto, per cui quel warrior non vuole impressionare nessuno, è l'idea di essere dei combattenti sul digitali. Esattamente come nelle arti marziali tradizionali, quando arriva un attacco, l'attacco, anche se complesso, si basa su un calcio, su un pugno, su una stretta, su uno strangolamento e quindi viene scomposto nella tecnica di difesa. E così fa lo Zanshin Tech, vede arrivare un attacco digitale, lo scompone ed è pronto a risolverlo. Prima lo individuo, prima ne esco. Ecco, e come si fa a diventare guerrieri digitali? Allora, il percorso, che è lungo, penso. È lungo semplicemente perché il digitale è sempre più complesso, per cui le tecniche che conosciamo oggi, che sono tante e ci difendono da maggior parte delle aggressioni, non sono finite qui, la tecnologia è sempre in evoluzione e quindi noi lo consideriamo un percorso che si snoda da secondo dei bracciali, un po' come le arti marziali che hanno la cintura. Noi, essendo principalmente informatici nerd, la cintura non si vedrebbe sotto il tavolo, per cui usiamo dei bracciali. Il bracciale bianco è il bracciale d'ingresso, quindi sostanzialmente dell'inconsapevolezza, ecco, non so cosa mi succede. Il bracciale bianco-arancio, che è il primo livello, è
è imparare a difendere se stessi, imparare quindi a riconoscere i principali attacchi. Sono 3, non sono tantissimi, e quindi l'idea è quella di mettersi in protezione se stessi, e poi via su. L'arancione comincio a difendere gli altri, il bracciale bianco e verde comincio già ad insegnare i sottolivelli, e si snoda lungo un percorso. I colori non sono casuali, per gli informatici l'avranno riconosciuto, tolto il bianco e il nero, gli altri sono il cavo di rete, quindi l'idea di noi ci leghiamo ad internet e alla rete. Ecco, al momento più o meno quanti guerrieri digitali ci sono qui in Italia e anche qui a Verona, per dire? Allora, in Italia ci sono dei dojo a Genova, che è la nostra caposcuola, il nostro Ombu Dojo, quindi il dojo centrale è a Genova, poi ci sono corsi a Milano, a Modena e a Roma. E a Verona da 3 anni, perché ci sono 4 maestri adesso, siamo arrivati a 4 e 1 è in formazione, per cui abbiamo già iniziato 3 anni fa con i corsi, e quindi insomma è una realtà che si sta espandendo. Certo, beh, insomma, immagino si espanderà sempre di più poi nel corso degli anni. Ecco, tornando un po' all'attualità del discorso che facevamo all'inizio, perché gli attacchi digitali ne abbiamo visti, insomma, veramente tanti anche nel corso degli ultimi mesi, per esempio. Ma penso anche ai più giovani che possono imparare a difendersi da determinati attacchi, magari anche di coetanei. Il cosiddetto cyberbullismo, per esempio. Esatto, e come dicevo prima, il digitale non dorme mai, per cui un attacco sul fisico lo inquadro nel giorno e nella notte, un attacco nel digitale non dorme mai. Per cui noi nel nostro dojo abbiamo già visto che abbiamo abolito la parola virtuale, e alleniamo i nostri allievi a riconoscere gli attacchi, ad esempio a dubitare di qualsiasi persona si colleghi a loro, perché uno dei primi attacchi è una falsa identità. È molto facile creare un profilo falso, anche certo, se non dovrebbe essere possibile, ma è molto facile farlo. Sì. E quindi insegniamo ai ragazzi, attraverso delle tecniche di cyber security, a risalire a chi c'è dietro quella foto profilo o a quel numero di telefono, per far sì di sventare quello che è un'aggressione iniziale, prima devo conoscere la persona che mi sta contattando. Quindi fino a prova contraria sono tutti una falsa identità. Però veramente un bel lavoro anche questo, perché insomma io non ne avevo mai sentito parlare, ma sembra veramente non lo so, quasi incredibile, perché veramente ce ne sono davvero tanti di situazioni complicate come quelle che abbiamo appena detto, e proprio per questo io farei un appello, insomma, agli spettatori, chiunque fosse interessato, ecco, dove si può iscrivere, quando iniziano i corsi. Io sono molto interessata, tra parentesi. Allora, noi ci appoggiamo al Verona Fab Lab per tutta la parte organizzativa, perché si occupa del digitale, per cui ci siamo trovati molto sì, bene, e per cui sono loro ad organizzare ed erogare i corsi. E i corsi sono un corso per ragazzi che va dagli 11 ai 18 anni e un corso per gli adulti dai 18 in su. Non serve nessuna conoscenza di base, ecco, non è un corso di informatica e non è un corso di cyber security, è un corso di consapevolezza digitale, per cui a tutti quanti i livelli. E si svolgeranno a breve. Il dettaglio dei corsi si può trovare sul sito del Verona Fab Lab sotto corsi. Infatti lo stiamo vedendo adesso, ecco qua, questo è per i ragazzi, vediamo. E quindi sono nella sede del 311, abbiamo cercato un luogo il più possibile comodo, che sia la città sia la periferia, sì, e quindi iniziamo un primo pacchetto di corsi lì. Quasi faccio visita anch'io. Sarà un piacere. Perché è veramente molto interessante ed è una novità, nonostante mi dicevi ormai siete attivi da 3 anni, quindi insomma già parecchio tempo, però io ne sento parlare solo adesso e sono molto contenta di avervi scoperti. Grazie mille. Insomma, Emanuele, io veramente ti ringrazio per averci portato nel mondo di Zanshin Tech. E ti ringrazio per essere stato mio ospite oggi, grazie mille, alla prossima. Grazie mille, il piacere è mio. Benissimo, adesso spazio alla musica e tra poco la chiusura della trasmissione.